naturalmente sono fiero che quelli che hanno commissionato questa rassegna, questa a Napoli, si sono rivolti. Io approfitto di questa situazione, oltre che parlarvi delle 4 serate di cui si compone questo festival, volevo comunque dare un feedback a Luigi. Prima ha fatto un discorso che riguarda la cultura e riguarda l'importanza dell'arte. Non è un discorso politico, ma è un discorso umano, e posso testimoniarlo perché vorrei dire una cosa a Luigi, augurandomi di incontrarlo da amministratore per ancora tanti anni, e cioè che lui è un sindaco o un politico o una persona che ascolta. Posso testimoniare che l'ultimo concerto che abbiamo fatto al Piazza Plebiscito era il 1° dicembre del 2018, ventennale di Taranta Power, e Luigi era lì con una temperatura improponibile, mi pare sotto zero qualcosa, per 4 ore. E posso testimoniare che quando ero in Calabria a dirigere il Festival di Colonia, incredibilmente De Magistris era al festival, quando forse era in Calabria. Quindi un frequentatore, un attento ascoltatore, noi abbiamo bisogno di questo, perché la musica è un feedback, e chi sta sul palco lancia dei messaggi ma li riceve, allora l'attenzione, quella diciamo importante e convinta, è una cosa a cui teniamo tantissimo. E quindi io penso che il fatto che sia stato scelto come organizzatore dipenda da questo, dall'attenzione con cui alcuni ascoltano una musica che si contrappone alla musica di consumo. E vengo al titolo: Musica, Identità, Rivoluzione, un titolo, diciamo, un accostamento di verbi, di parole esplosivo, che sottolinea l'importanza della musica come, diciamo, il regno dell'irrazionale, dell'arte, come essenza dell'arte. E l'identità, che è uno degli elementi diciamo, che ho sempre in qualche modo frequentato e sottolineato fin da quando fondai la nuova compagnia di canto popolare. Cioè io da ragazzo feci una scelta che andava nel segno della identità, pur conoscendo Dylan e i Beatles. Noi però da Napoli lanciavamo un segnale napoletano, e questo è un elemento che acquista un'importanza straordinaria proprio nel momento di questa crisi singolare, estrema e surreale. Allora l'identità è la contrapposizione alla globalità, alla massificazione, alla sottocultura televisiva, al potere condotto da una oligarchia economica, di mezzi di comunicazione. Pensiamo ai vari grandi fratelli. Io poi in questo periodo sono stato costretto in qualche modo a fare una cosa che non facevo da decenni, cioè guardare ogni tanto la televisione. Quindi musica, identità, di rivoluzione, e invece scende nelle piazze, a contatto diretto con il pubblico, che mi auguro non sia troppo distanziato, o meglio, distanziato quanto basta, come diceva Luigi, quanto ci possa far capire che è giusto e non quanto ci possa far pensare che sia bizzarro e cervellotico. Infine la parola rivoluzione, che ci sta sempre bene e che ha a che vedere con la necessità di proporre cose nuove. Ecco, rivoluzione è questo, e dire non tutto deve per forza andare così. Non è detto che la digitalizzazione, che è il massimo del distanziamento, anzi l'annullamento del contatto, possa prevalere invece su un incontro vivo o una festa di piazza. Detto questo, il programma si svolge le prime 3 serate al Belvedere San Martino, che è un luogo straordinario, innanzitutto perché è vicino a 2 grandi monumenti, che sono il Museo di San Martino e il Castel Sant'Elmo, e poi perché è uno spazio idoneo, in quanto
interminale di strada che permette di creare uno spazio circoscritto e che si affaccia sul lato est di Napoli. Quindi diciamo, la presenza di Napoli è assicurata, ecco, proprio da questo panorama, oltre che dall'intento di tutta la manifestazione che vuole segnare diciamo, Napoli come in qualche modo elemento precursore di un risveglio che mi auguro che avvenga in tutta Italia e in tutto il mondo. Queste 3 serate ci sono 6 artisti, cioè, diciamo, 2 per serata. La prima serata presenta uno spettacolo che si intitola Grande Sud, e devo dare atto a Peppe Servillo e a Mario Incudine di avermi dedicato, o perlomeno citato il nome di un mio brano, per rappresentare questa realtà di un Sud che esiste, che è vero, che si ammala di meno in tutto questo. E ci sarà anche Pietra Montecorvino, irrinunciabile voce ruggente che appunto insieme a Mario Incudine e a Peppe Servillo condurranno questa serata. Nella seconda serata il canzoniere grecanico salentino è uno dei gruppi di maggior prestigio internazionale oggi di questa musica etnica che in qualche modo abbiamo contribuito a diffondere in Italia, in Europa e nel mondo. Canzoniere grecanico salentino, grande livello tecnico, grande livello espressivo, e ovviamente una musica che non so bene cosa faranno perché sono liberi di fare quello che gli pare, ma in ogni caso ha a che fare con diciamo, con la favola, con la magia di un elemento, di un ragno nero che in Puglia continua a mordere, per fortuna. La seconda parte della serata è affidata ad una scelta mia personale che diciamo abbastanza coraggiosa, perché riguarda questo musicista italiano, questo personaggio che spesso è conosciuto per altri aspetti, diciamo, extramusicali, che invece è un grande interprete, un grande musicista, ed è Morgan. E per questa via, che è una via musicale, ci siamo intesi subito. E lui è entusiasta di questo tema del no global e penso che dedicherà alcuni brani proprio a questo argomento. Però a parte questo, Morgan è un pianista, un cantante, un chitarrista, un bassista, un personaggio straordinario che ci fa comodo conoscere. Poi la terza serata, nella prima parte c'è un cantautore siciliano, il quale è bravissimo, è straordinario, rimarrà nella storia, però è poco conosciuto, come tutte le persone che fanno quelle scelte. Si chiama Cesare Basile, che sicuramente non lo conosceranno, e che è venuto diciamo, in varie rassegne alternative dello spazio napoletano, e questa volta sarà invece in un grande palcoscenico. E fra l'altro si conosce con l'altra ospite della serata, e non è un caso, che è Tosca, che quando ha saputo che era insieme a Cesare Basile ha detto: mi fa molto piacere perché ci amiamo. Tosca diciamo appartiene più al mondo della musica leggera, però la sua sensibilità, la sua capacità l'ha portata negli ultimi tempi a fare dei viaggi diciamo dei percorsi che io conosco bene, dal Portogallo al Brasile, questo progetto Morabeza è un'apertura per fortuna della nostra musica alle musiche diciamo delle culture diverse appunto dal Sud America all'Africa. E detto questo, chiaramente io non posso dire molte cose perché in concerti di questo tipo l'elemento sorpresa è fondamentale. Tenson Morgan, chissà che si diventerà, insomma, diciamo, sono curiosissimo e spero che lo sia anche il pubblico, e diciamo in qualche modo la curiosità è anche il pepe dello spettacolo. L'ultima serata sarà un mio concerto in cui diciamo sono stato in qualche modo esortato, mi fa molto piacere, di ospitare mio fratello Edoardo, anche perché durante questo periodo mi sarà arrivata notizia che
in qualche modo per opporsi così idealmente a questa, diciamo, quarantena, a questo distacco. Noi abbiamo comunicato scrivendo una canzone che non riguarda la realtà della quarantena. La realtà non può essere questa, ma io quando l'ho scritta non mi riferivo chiaramente al lockdown. C'è un lockdown permanente che riguarda la sopraffazione appunto del potere virtuale, e questo c'è dietro qualcosa, no? Non voglio fare il complottista, ma insomma queste multinazionali che in periodo di lockdown comunque continuano a imperversare con la loro pubblicità sullo smartphone più potente che ci sia mai stato, mandano l'umanità verso una situazione pericolosa. A questa situazione si reagisce con l'accorrere di persone vere, pensanti, nelle piazze per assistere agli spettacoli. E quindi mi auguro che Musica, Identità, Rivoluzione assolva anche questa funzione di lanciare da Napoli un grido di verità rispetto alla falsità del mondo virtuale.